Riusciamo ad incamerare solo il 4% dell'acqua piovana, siamo una delle regioni meno virtuose a livello nazionale come recupero d'acqua. C'è da fare sicuramente, quindi un'ordinanza per sensibilizzare l'opinione pubblica, per sensibilizzare tutti noi cittadini, penso che sia necessaria. Era attesa dunque l'ordinanza contro gli sprechi d'acqua in Veneto. Il provvedimento firmato dal presidente Luca Zaia è entrato in vigore oggi e prevede sostanzialmente una serie di azioni mirate a sensibilizzare con un atto formale i cittadini, amministratori ed utenti, coinvolti nella campagna informativa i sindaci e i consorzi di bonifica affinché predispongano piani di emergenza per l'approvvigionamento idrico con l'interconnessione delle reti o l'uso di autobotti. Introdotto l'obbligo di analisi qualitative periodiche per verificare la potabilità dei pozzi. C'è una siccità veramente che non ha una storicità, quindi penso che anche i nostri politici d'altronde creano, come il decreto di ieri, sono dei decreti fatti ad hoc per sensibilizzare. Nell'ordinanza non sono però previsti tanto temuti razionamenti per ora. Il livello di allerta non è ancora così drammatico da imporli. La situazione però è in divenire e potrebbero essere introdotti in futuro fino a che non verranno realizzati i bacini di accumulo tanto attesi e migliorata la rete distributiva antiquata che in agricoltura perde dal 40 al 60% delle risorse. È anche difficile ad andare a individuare i soggetti che ne possono o non ne possono usare, perché comunque, ripeto, l'industria è anche lei la prima che la usa. Andremo a non irrigare più i prati, può essere una soluzione anche a uso civile, a un certo punto si cercherà di iniziare dalle piccole cose.